Alzi la mano chi ha mai giocato a Lanciarossa a Portofino. Lo hanno fatto i ragazzi del gruppo del Dopocresima, giovani e giovanissimi delle comunità dell'ambito di San Michele, Santa Margherita Ligure e Portofino in occasione del pomeriggio trascorso assieme per la visita pastorale di Monsignor Tanasini. Si sono ritrovati per il viaggio in battello da Santa a Portofino, complice una giornata primaverile bellissima e tersa. Hanno giocato in paese mentre i catechisti dell'ambito pastorale incontravano il vescovo ed il responsabile dell'ufficio catechistico diocesano. Mi sembra che ormai il futuro della nostra diocesi è quello di lavorare insieme. Forse ci sono città e zone in cui riesce più facile, forse questa di Santa Margherita è anche un caso proprio di cammino in comunione con i catechisti. Anche oggi nell'incontro abbiamo visto anche le difficoltà concrete, forse anche nell'immediato alcune insuperabili, però sicuramente il lavoro insieme delle comunità ci arricchisce e ci sostiene maggiormente. Al termine dell'incontro con i catechisti, la merenda offerta dalla parrocchia di Portofino e poi l'incontro con i giovani che hanno raccontato il cammino intrapreso quest'anno. Noi stiamo facendo un percorso appunto che scaturisce dalla vacanza che abbiamo fatto quest'estate a Maenne col gruppo Giovanissimi. Io personalmente seguo i Giovanissimi insieme ad altre persone. Abbiamo iniziato un percorso che ci paragona un po' a Giona. Poi durante il cammino che facciamo, ci vediamo tutti i sabati, vengono fuori alcuni argomenti, domande e esperienze personali. Abbiamo portato un po' la nostra esperienza annuale e dei nostri incontri che facciamo ogni venerdì, o almeno tutti i venerdì in cui riusciamo a vederci, e quest'anno in particolare trattiamo il tema dell'appartenenza, appartenenza alla nostra famiglia, appartenenza al gruppo di amici, ai vari ambiti della vita di ognuno e soprattutto anche appartenenza alla nostra comunità. Il Vescovo ha un po' rimandato al documento che uscirà prossimamente, firmato da Papa Francesco, che raccoglie un po' il lavoro del Sinodo sui giovani, perché la Chiesa sia davvero più capace di un linguaggio che sa arrivare ai giovani, sappia aiutare anche i giovani stessi a assumersi la responsabilità, anche la scelta. Quello che conta è appunto chiedersi che cosa è prezioso per la mia vita, ecco, che cosa vale la pena di fare anche a costo di lasciare altre cose.